Buongiorno, oggi parliamo degli aggettivi qualificativi con i quali si identifica una persona che ha determinate caratteristiche. Esistono quindi i bianchi o i rossi, se hanno la carnagione o i capelli rossi, da noi funziona spesso come de ros o da ros. I verdi se hanno gli occhi verdi, i biso se hanno i capelli grigi, biso, bisi, e Bisolla anche, ma anche Nino Bixio che viene a Genova si chiama così perché Nino Bisio. E poi esistono tutte le varie classificazioni, quindi i piccoli, pizzin, pizzol, i grandi che di solito è lungo perché è lungo, e i magri che possono essere del magro oppure sec e quindi secchi. I grassi, grasso, grassi, ce n'è di vario genere. E poi esistono qualificativi che colgono un'imperfezione fisica e quindi ci sono i mancini, zanco, zanchi, zancanere, zancanaro. Ci sono gli zoppi e quindi zot, zotti, de zottis anche e ciotti. Poi ci sono i guerci, zorrio è una forma arcaica dialettale che non si usa più da secoli ma che è rimasta cristallizzata nel cognome. Ci sono i dal gobbo e ci sono tutte le varie possibili imperfezioni fisiche che uno poteva avere, o qualificazioni comunque.